Ultima giornata del girone di ritorno del campionato Eccellenza Veneto Girone A. Al comunale di Via dei Cedri si affrontano il Montorio e il Longare Castignero. Il Montorio scende in campo con Rabarri in porta, Meneghelli, Ligios, Zocco e Campobello in difesa, Cailotto, Cecco e Antolini a centrocampo, Vesentini, Fiumicetti e Zanetti in attacco. Allenatore mister Michele Cherubin. Questi gli atleti a disposizione in panchina. Dirige l'incontro il signor Marco Scomazzon, assistito dai signori Enrico Rosa e Girolamo Massimo Mangano. Prima dell'inizio della gara, come su tutti i campi della FIGC, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Antonio Giuliano. Il primo tempo ha vissuto di poche emozioni, bilancio equo per numero di occasioni. La prima è di Balsemin. Poi è Vesentini a provarci di testa su cross di Cecco. Bernardelle con un tiro cross impegna Rabarri in due tempi. Guadagnini in uscita anticipa Vesentini. Cross di Mazzucca e Bernardelle di testa manda a lato. A seguire azione manovrata del Montorio. Fiumicetti allarga per Vesentini, controllo e cross. Finazzi allontana di testa. Cailotto serve Cecco, che controlla e tira, palla di poco alta sulla traversa. Nel secondo tempo la musica cambia, il Montorio costruisce tante occasioni pericolose. Nella prima Zanetti si libera in aria ma calcia alto. Poi Campobello scambia con Antolini e serve in aria Vesentini. Finazzi allunga la traiettoria della sfera e Fiumicetti crossa di prima per Lavagnoli, che con una mezza rovesciata spedisce la sfera alta sulla traversa. Al 17° azione corale del Montorio. Provano la conclusione, prima Ligios, poi Cecco, ma la difesa respinge. Sul proseguimento dell'azione Zanetti cerca Vesentini in area. La palla viene recuperata da Lavagnoli, che prova lo spunto verso il fondo. Viene a contatto con Faccio, ma per l'arbitro l'azione è regolare. Nizzetto per Antolini. Appoggio a Fiumicetti che allarga per Cecco. Controllo e tiro che impegna Guadagnini in un difficile intervento. Dopo tante insistenze il Montorio passa in vantaggio. Cecco batte la punizione dalla tre quarti. Guadagnini non interviene e Zocca di testa indirizza verso Ligios che deposita la sfera in rete. 1-0. Un minuto dopo Zocca di testa sfiora il palo. Antolini serve splendidamente Nizzetto sul fondo. Il suo cross colpisce il palo, poi la difesa libera. Al 49° il Longare cerca il jolly, ma il tiro di Grigolato termina fuori dallo specchio della porta. Ed ora ascoltiamo le interviste. Mister, si è appena conclusa la partita, sicuramente lei tornerà a casa con un po' di rammarico perché nel primo tempo la sua squadra ha avuto un ottimo temperamento e ha avuto delle buone occasioni, però nel secondo tempo diciamo, c'è stata un'inversione di gioco e purtroppo oggi voi uscite sconfitti. Come la vive? Ha fatto un'analisi perfetta della partita. Nel primo tempo abbiamo forse fatto meglio noi, nel secondo ci siamo un po' abbassati e il pallone girava troppo al limite dell'area fino a che è arrivato il gol. Dobbiamo essere un po' più smaliziati perché continuiamo a prendere gol un po' così, non proprio per costruzioni da parte dell'avversario. Niente, dobbiamo migliorare soprattutto nella tenuta mentale perché tante volte alle prime difficoltà andiamo un po' in panico. Stiamo comunque facendo
il nostro campionato, sapevamo delle difficoltà dell'eccellenza, è una categoria importante a cui ci affacciamo per la prima volta, quindi qualche peccato di gioventù bisogna anche concederlo a sti ragazzi, ricordo che abbiamo una media di 20,5 di età, quindi ci sta insomma, dobbiamo continuare a lavorare e sono sicuro che comunque daremo filo da torcere fino in fondo. Si chiude il girone di andata, quale bilancio può fare della sua squadra e quali sono le prospettive per il girone di ritorno? Il girone di ritorno sicuramente dobbiamo fare di più perché a fine del girone d'andata siamo invischiati nella zona calda. Ripeto, sapevamo del tipo di campionato che dovevamo affrontare, sicuramente ci vuole qualcosa in più da parte di tutti. Spero adesso nella sosta di recuperare tutti gli infortunati, abbiamo qualcuno che non è ancora al 100% e siamo stati magari costretti a farli giocare. Adesso spero di recuperarli tutti nella seconda parte della stagione, sicuramente con i campi che cominciano ad asciugarsi, che siamo una squadra un po' leggerina, riusciamo a venirne fuori, insomma sono convinto. Il modulo che lei ha usato ha dato l'opportunità di allargare bene il gioco sulle fasce, cercare il fraseggio. I ragazzi hanno eseguito quelle che erano le sue indicazioni comunque. Sì, nel primo tempo soprattutto sì, abbiamo fatto anche bene, abbiamo allargato bene, siamo riusciti ad andare al cross, abbiamo creato qualche occasione, quindi sono stato contento. Nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati ed è proprio a livello mentale che bisogna lavorare. Ripeto, come ho detto prima, alle prime difficoltà abbiamo la tendenza un po' di abbassarci e farci prendere un po' dal panico. Non deve succedere, sappiamo che è una categoria importante dove ci sono squadre attrezzate, anche il Motorio faccio i complimenti, è una buonissima squadre attrezzate che appena dai l'impressione di calare a livello di tensione e ti mettono in difficoltà. Lì dobbiamo migliorare su queste cose qua. E ripeto, riconquistare anche la condizione fisica che adesso manca in alcuni elementi. D'accordo, la ringrazio mister e le auguro in bocca al lupo per il proseguimento del campionato e i migliori auguri di buon Natale. Grazie a voi, migliori auguri di buon Natale al Montorio e a tutta l'eccellenza. Si è appena conclusa la partita, è stata una partita complicata, più del previsto, più di quello che ci si poteva aspettare. Un primo tempo in cui la squadra ha faticato un po', poi il secondo tempo è riuscita, diciamo, a trovare il bandolo della matassa e a riuscire a vincere e portare a casa un risultato utile. Come si è vista la partita dalla panchina? Allora, diciamo che era tutta settimana che abbiamo preparato questa partita per aggredirli già nel primo tempo, però sarà stato anche il fattore campo e tutto quanto, non siamo riusciti a far nostra la partita già nel primo tempo, che era l'obiettivo che ci eravamo presi disposti tutta la settimana. Fortunatamente poi nel secondo tempo siamo riusciti a dargli una svolta, a riuscire a aggredirli di più, anche con il cambio che abbiamo fatto con la spinta di Lavagnoli, che ci ha dato molto sulla fascia, e lì abbiamo preso coraggio fino a quando siamo riusciti a fare il gol che ci ha anche sbloccato. E è stata una partita molto dura, lo sapevamo che loro erano una bella squadra ostica, perché avevamo visto in settimana anche i loro video che attaccavano alto e cercavamo noi di ricontrobattere cercando di anticiparli già, però non siamo riusciti nel primo tempo a fare questo e fortunatamente il secondo tempo ci è andata bene, ma l'abbiamo anche voluta questa vittoria, tutta la squadra, per tutta la società. Questo campionato di eccellenza diciamo spesso insomma, che è un campionato difficile, che mostra qualità nelle squadre molto alte. Il Montorio ha investito per riuscire ad ottenere dei risultati positivi in modo da poter arrivare magari ai playoff. Dalla sua esperienza come giudica questo campionato? Allora, diciamo che è un campionato molto combattuto, perché anche oggi abbiamo visto i risultati delle partite delle altre avversarie e sono stati dei bei sgambetti per le prime là davanti, ho visto, e quindi questo fa capire che sarà una battaglia fino alla fine. La società ha costruito una squadra per crescere per gli anni futuri e riuscire ad arrivare all'obiettivo che ci hanno predisposto. Adesso ci siamo, speriamo che con la ripresa dopo le vacanze di proseguire con
con delle belle vittorie, sappiamo che abbiamo un bel inizio di ritorno perché ci troviamo delle belle squadre subito e secondo me se facciamo bene lì ci togliamo delle belle soddisfazioni fino alla fine. Dal punto di vista anche tecnico, durante la sosta, i calciatori che cosa faranno? Beh, abbiamo preparato un bel filotto di allenamenti, diciamo. Dobbiamo tenerli su, gli faremo una bella preparazione invernale in modo da tenerli belli attivi. Gli daremo qualche giorno di riposo, non subito, ma subito la settimana quell'altra con Natale, perché adesso iniziamo subito da martedì fino a venerdì allenamenti e prepararci per fare un bel ritorno. D'accordo, allora vi aspettiamo per il girone di ritorno tutti insieme per essere 100% Montorio. 100% Montorio. Si chiude oggi il girone di andata, per te la prima stagione con il Montorio. Che bilancio puoi fare di questa tua stagione? Sicuramente è positivo. Ci è voluto un po' per ambientarmi, però adesso bene, nel senso coi compagni, col mister, il nuovo ambiente, a me soprattutto ci vuole sempre un po', però adesso ci siamo, dai. Veniamo alla partita, un primo tempo in cui avete faticato un po' a costruire azioni di gioco e a trovare il bandolo della matassa, poi nel secondo tempo invece si è riusciti ad essere più morbidi. Sembra un po' una consuetudine questa di lasciare un po' il primo tempo agli avversari. Bah, diciamo che volevamo partire forte questa domenica in realtà, poi per un insieme di cose, loro era una squadra aggressiva, il campo sicuramente non ci ha aiutato perché è molto pesante, non si è riusciti a prendere in mano il gioco da subito e poi secondo me la partita è stata tutta più o meno uguale, primo e secondo tempo, ci voleva un episodio per portarla a casa e quello è stato, ecco, però sapevamo che era difficile contro una squadra aggressiva così come loro, ecco. In panchina c'è stata una grande esultanza, così come sugli spalti, ma sulla panchina di più ho notato che c'è una grande simbiosi fra di voi, fra i calciatori. Sì, diciamo che quello che dicevo prima, no? C'è voluto un po' di tempo, secondo me, i nuovi per integrarsi con il gruppo che già c'era ed era un bel gruppo forte, adesso siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, siamo uniti e ci siamo, insomma, cioè, quindi anche quando sì, giriamo molto in campo, fuori e quando tocca a ciascuno bisogna cercare di essere pronti e poi quando entra uno dalla panchina fa bene, è meglio di chi giocava, magari ci si dà una mano e poi i risultati ecco, si vedono di squadra. D'accordo, allora ti ringrazio per la tua disponibilità e ti auguro buone feste di Natale, adesso c'è la sosta e bisogna ritornare poi a gennaio 100% Montorio. Certo, grazie mille, 100% Montorio. Risultato finale: Montorio 1, Longare Castignero 0.